Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 3 luglio. Ne abbiamo parlato ieri, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma visto che i motivi del contendere restano dove stavano, proviamo a parlarne ancora. Barchini in Rivavena, dovrebbe spettare alla polizia locale segnalare, a SST intervenire a seguito, ma sembra che la procedura sia più complessa del dovuto e una telefonata non sia sufficiente, neppure una mail. Per sollecitare l'intervento di chi di dovere sembra serva una PEC. Rassegnati da queste inutili lungaggini, gli esercenti invieranno anche quella, ma non si aspettano nessun intervento in velocità. Inutile che cerchiamo di abbellire qua, dice qualcuno tra loro, lo sfondo per le foto resta quello che offrono questi barchini, che sembrano essere tra l'altro abusivi. Sono gli stessi turisti che si fermano qui a chiedersi come mai siano ormeggiate barche così vecchie, brutte e indecenti. Anche chi ha qua attività consolidate si stupisce delle condizioni in cui siano ammesse le barche in questa riva e l'espressione che si coglie nel loro sguardo parlando di questi barchini è di sconforto. Il possessore di uno dei barchini, che qui non dovrebbe ormeggiare a causa della potenza dei motori, ci ha detto di essere alla ricerca di un posto in Darsena, ma non di riuscire a trovarne. Ci hanno anche informato che spesso con il moto ondoso l'elica dei barchini abusivi continui a sbattere sul marmo della riva, col rischio di danneggiamento, ma neppure questo sembra interessare a chi di dovere. Il barchino ormeggiato a Palazzo Grassi è privo di motore, i gradini però saranno danneggiati dalla chiglia che struscia su di essi ad ogni movimento della corrente. Ci hanno confermato che tra le barche ormeggiate più di qualcuna è usata come magazzino, senza nessuna intenzione di navigare, lasciate a marcire prive di qualsiasi manutenzione, tanto non interessa a nessuno le condizioni in cui si trovano. Ci hanno fatto notare che davanti a qualche attività non sono stati posizionati i pali per l'ormeggio, in quanto c'era l'idea di piazzare i plateatici all'interno dello specchio acqueo del canale, ma ci hanno anche fatto notare che qualche palo in più è stato piantato e non figura neppure sulle planimetrie, semplicemente non dovrebbe esserci, e invece 2 pali in più di cui non si è accorto nessuno hanno creato un nuovo ormeggio totalmente abusivo. Certo, non stiamo segnalando seguendo i canali ufficiali, ma siamo certi che qualcuno la nostra segnalazione la stia cogliendo. L'uso che ne farà poi sarà a sua discrezione. Una delle persone che abbiamo sentito ci ha confidato: ci vorrebbe una bella pettinata, come quando si vogliono togliere i grumi fastidiosi che si creano tra i peli del cane e togliere tutto quello che qua non dovrebbe esserci, una bella ripulita. Siamo d'accordo. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Sono state 45 le sanzioni erogate dalla Polizia Locale di Venezia nelle attività di controllo nautico che da venerdì a domenica ha visto impegnati 6 equipaggi nel servizio sicurezza della navigazione. I controlli che hanno interessato lo specchio acqueo della laguna hanno coinvolto motoscafi, yacht e anche qualche taxi. 45 le sanzioni tra superamento dei limiti di velocità e mancanza di autorizzazioni. 13 le violazioni in Rio Canarreggio, dove da poco vige il transito alternato a causa di un restringimento del canale navigabile per la presenza di cantieri, una misura che troppo spesso non viene rispettata, creando problemi anche ai mezzi pubblici di linea. Nel bacino di San Marco sono state sanzionate 18 imbarcazioni per eccesso di limiti di velocità, tra cui 2 mezzi del servizio pubblico. In questa occasione, oltre il presidio a bordo di un'unità di servizio, sono state attivate ben 6 postazioni telelaser posizionate a punta della
della dogana, irregolarità riscontrate anche per l'accesso alla ZTL da parte di imbarcazioni prive dell'autorizzazione, effettuati ulteriori 7 accertamenti per violazioni relative alla documentazione a bordo, confiscata un'unità da diporto che effettuava servizio di noleggio con conducente, ma non era in possesso della necessaria autorizzazione comunale. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Stiamo lavorando, ma mi lasci ringraziare i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, perché poi l'operazione che è stata fatta è eccezionale. Noi abbiamo assunto 4.900 nuove figure professionali negli ospedali dal 2019 ad oggi, però ricordiamo anche che di medici siamo a meno 170, cioè mancano i medici. Quindi 4.900 infermieri e OS, sì, ma i medici dal 2019 ad oggi sono meno 170. Mancano 3.500 medici in Veneto, ne mancano 50.000 in Italia e questo è figlio di una programmazione sbagliata che non dipende da noi. Però nonostante questo, l'abbiamo dimostrato con grafici, numeri alla mano, la curva sta scendendo velocemente. Prova ne sia che l'anno scorso a maggio avevamo categoria D, cioè i 30 giorni, che peraltro sono 30 giorni in Veneto, nel resto del paese sono 60 giorni, la categoria D è passata da 83.000 persone in attesa di appuntamento a 13.000, quindi vuol dire insomma, che di grande lavoro lo hanno fatto e veramente grazie a tutti gli operatori. Ma come avete fatto, visto che anche ai concorsi vanno a vuoto? Concorsi ne facciamo uno ogni 3 giorni, vanno a vuoto. Pensi che se avessimo la possibilità di assumere dermatologi nelle visite programmate, quelle 60-90 giorni, non avremo più 10.000 persone ancora in attesa. Questo cosa ci dice? Ci dice che la mancanza di medici lo si vede chiara, però questa cabina di regia che abbiamo messo in piedi, cercando di comprare prestazioni diciamo, all'interno, incentivando i nostri medici e operatori a lavorare internamente diciamo, con un contratto, diciamo, con un rapporto libero versionale con la Regione, piuttosto, oltre a quello diciamo, a tempo indeterminato, piuttosto che l'accesso anche ad altre forme di erogazione di servizio ci ha permesso di affrontare assolutamente questo immane diciamo, problema che è quello della lista d'attesa, che non riguarda solo noi ma riguarda diciamo, la sanità dell'Italia intera e direi anche di tutte quelle sanità in giro per il mondo che erogano servizi come li eroghiamo noi. È un quadro omogeneo per quello che riguarda tutte le ONS, quello che è fatto oggi? Ma assolutamente sì, devo dire che avrete anche modo di verificare sui grafici da maggio dell'anno scorso a maggio di oggi, cioè tutte le ULSS hanno lo stesso andamento. Del resto il lavoro è un lavoro di squadra, un lavoro in team coordinato dall'assessore Lanzarin e dal dottor Annichiarico che è il direttore generale della sanità e i risultati si sono visti. Per quello che riguarda le prestazioni invece ci sono delle differenze. In che senso? Per le prestazioni a seconda del tipo di visita. Ah sì. Beh sì, ovviamente le attese più importanti ce le abbiamo ad esempio sulla oculistica, dove non abbiamo professionisti, dove nei concorsi i professionisti non riusciamo ad assumerli perché non si presentano e ripeto facciamo un concorso ogni 3 giorni e l'altra diciamo, specialità è quella della dermatologia dove anche lì c'è più attesa e dermatologi non ce ne sono, informazione ce ne sono pochissimi e questo creano pochi problemi. Poi l'ortopedia e poi tutta un'altra serie di discipline, però insomma diciamo, i grandi bacini di utenza nei quali si potrebbe performare meglio avendo medici specializzati sono assolutamente la dermatologia e il tema dell'oculistica. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Siamo con Cristina Longhin, in arte Chris Nubivago. Come mai questo nome?
Perché mi piace il significato del nome, vagare tra le nuvole, e quindi mi rappresenta. Questa è la tua prima mostra di pittura? No, è la seconda personale, una ne ho fatta a Rovigo con gli amici di arte di Rovigo. Tu sei un autodidatta? Sì, sono un'arte terapeuta e quindi uso poco la tecnica, però molto le emozioni, i vissuti, l'espressività. Sì. Ti sfoghi nel colore, nelle forme. Sì. A seconda poi vedi colore rosso, a seconda della passione, dello stato d'animo del d'animo. momento. Sì. Raccontami come mai questa passione. Allora, infatti, come hai visto, ho intitolato la mostra Intrecci perché la passione, diciamo, è stata quasi tramandata a livello familiare. Ho portato 2 quadri di mio padre, che mio padre ha sempre dipinto, come ha fatto Nella del resto. Sì, ho seguito un po' le tue orme. Non si ispirare di arte in famiglia. Sì, infatti. E quindi sì, da lì mio padre aveva un negozio di accessori per auto e colori, io fin da piccola ero lì e mi mettevo lì a dipingere, e così è nata la mia passione. Poi ho smesso per un po' e ho ripreso qua ultimamente. Arte terapeuta? Sì. Cioè? Praticamente io nasco come psicomotricista, e è un ramo della psicomotricità. Tutte le arti possono far uscire dei vissuti personali ed emozionali delle persone, e quindi lavoro con l'Università di Rovigo, anche oltre che lavoro qua con Pulse del Chioggia. Sono una dipendente dell'UST di Chioggia. La mostra per quanti giorni si terrà? Come al solito una quindicina di giorni? Sì, 15 giorni. L'inaugurazione sarebbe stata ieri, però. Il tempo non è stato clemente. Per cui abbiamo rimandato ad oggi. Ad oggi, sì. E si terrà per quanto riguarda gli orari? Quando potranno trovarti? Io lavoro al mattino, quindi l'apertura è verso sera, dalle 19 alle 21. Sarà aperta qui, chi mi vuole venire a trovare, a conoscere il mio mondo, il mondo di Krishnun Vivago, questo mondo quasi un po' magico. Io sarò qui e spero che... Da che ora a che ora? Dalle 19 alle 21, dal giorno 1 al giorno 15, qui in questa bellissima location della Galleria G1. Ho portato con me la professoressa Nella, che mi ha un po' spinto anche a fare questa cosa, e quindi sono Cristina si esprime, mette fuori quello che ha dentro, ed è in effetti l'espressionismo, cioè portare dall'interno verso l'esterno le proprie emozioni e i propri stati d'animo, mentre l'impressionismo era il contrario, l'esterno veniva portato all'interno, e quindi è una rivelazione delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, delle sue passioni, dei suoi momenti di pensiero di vario tipo. Un'arte molto intima, se vogliamo, perché esprime la parte interiore di noi stessi. Sì. Bene, allora invitiamo tutti coloro che amano l'arte, che sono curiosi, di venirti a trovare qua allo Studio G1 in Calle San Giacomo. Grazie. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 3 luglio, è la farmacia San Marco in via Marco Polo a Sottomarina. Vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove abbiamo cominciato a prendere le ordinazioni per i libri di testo per il prossimo anno scolastico. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, l'app Chioggia Azzurra e il canale YouTube Chioggia Azzurra. Ciao a tutti.